ed ora i risultati di eccellenza e di promozione. Con la chiara vittoria su Geraci si rilancia l'Acregas che porta a 5 i punti di distacco dal capolista Dattilo sconfitto a Canicattì. Resuscita l'oratorio di Marineo che ha vinto la gara dei poveri con l'Alcamo. Perde la Pro Favara sul campo del Castellammare per 4-2. Ma non era solo il Seneto il centro dell'attenzione generale. Lo è stato anche il Saraceno di Ravanusa, dove si è registrata un'epica battaglia che ha sancito la vittoria del Canicattì grazie alla doppietta dello scatenato ultimo arrivato Matera e la rete di Malluzzo. Ciò ha permesso al Canicattì di guadagnare 3 punti preziosissimi. Vincono il rinnovato Mazzara 2-0 con il Forte Cussi Palermo e la Parmon Val fuori casa con il Misilmeri. Vittoria interna anche per la Sangataldese che supera la Cefaledium per 3-1. Nel campionato di promozione Girone A, la lotta per la vetta sembra essersi ristretta tra due squadre agrigentine, Castertermini ed Unitas Sciacca. La prima continua a sbalordire, superando di slancio il Bagheria per 5-2 grazie alla tripletta dello scatenatissimo di Piazza e le reti di Giuliano ed Agnello, mentre la seconda con qualche sofferenza riesce a superare l'ostacolo mazzarese per 1-0 con rete di Bongiovi. Segue più staccata la Folgore di Castelvetrano che pareggia all'Ercara 2-2, vince e sale lentamente la classifica l'Empedoclina che supera in casa il Città di Casteldaccia con una rete di Dumbia. Perde di misura la Gattopardo 1-0 su misura dell'Ascari. Chi va di male in peggio è invece il Camarat, che viene superato a Caltanissetta dalla Nissa con il risultato di 4-2.